A tutti voi ben trovati a questo nuovo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Andrea Balducci, neo sindaco di Cervignano del Friuli, lo aveva detto proprio qui nei nostri studi: il mio impegno sarà quello di essere presente in municipio per i cittadini tutti i giorni e i consigli comunali si svolgeranno vicino ai cittadini. Così è stato, il primo consiglio comunale si è già svolto all'aperto in piazza. Ha raggiunto il sindaco Balducci per noi in municipio il nostro Daniele Paroni, a cui diamo subito la linea in diretta da Cervignano. Grazie della linea, siamo in municipio, siamo nell'ufficio del neosindaco di Cervignano Andrea Carlucci. Fra poco vi daremo anche una novità di viabilità che potrebbe subire delle modifiche nel pomeriggio, ma intanto sindaco, venerdì c'è stato il primo consiglio comunale con tanta gente qui sotto in Piazza Indipendenza. Lei ha scelto di fare la prima seduta all'aperto. Sì, era una nostra previsione che era stata già indicata in programma. Noi avevamo aperto alla partecipazione dei cittadini perché riteniamo che la più importante assemblea della comunità debba essere in qualche modo partecipata, e abbiamo ritenuto che siccome non so se mettete il nome, statisticamente le prime assemblee del nuovo insediamento sono molto frequentate, abbiamo ritenuto necessario allargare gli spazi proponendola all'interno della Piazza Indipendenza. Senta, e questa potrebbe essere la prima di tante volte? Sì, sempre nel nostro programma noi avevamo previsto un consiglio comunale itinerante, per cui ci piacerebbe almeno presentarci ad ogni singola frazione con il consiglio comunale al completo, sempre per favorire un processo di partecipazione che noi vorremmo fosse sempre più accentuato all'interno della nostra comunità. Com'è la prima sensazione? Lei ha guardato queste 300 persone negli occhi. Sì, diciamo che secondo noi c'è stato un ritorno molto positivo, riteniamo che i cervignanesi abbiano apprezzato e quindi questo nostro primo intento di incontrare la gente anche in modo diretto sin dalla prima uscita pubblica, secondo noi ha dato soddisfazione reciproca a noi e ai cervignanesi. Sindaco, concludendo veramente 20 secondi, domani la SNAM effettuerà dei lavori in un punto della viabilità nevralgico. Cosa succede? Cosa potrebbe succedere? Beh, abbiamo ricevuto la notizia proprio 20 minuti fa per un lavoro di depotenziamento sulla rete metanifera. La SNAM procederà alla chiusura della cabina di distribuzione. Attiveremo un servizio sostitutivo tramite un carro botte, così come è definito, che però potrebbe essere posizionato sul sedime stradale a sud della rotatoria di Strassoldo, per cui potrebbe esserci un cambio della viabilità, una variazione nella viabilità ordinaria. Io ringrazio il sindaco di Cervignano, approfittiamo dell'occasione per mostrare 3 dei 7 assessori, Zanfabro, Di Meglio e Francovic, che hanno partecipato a questa riunione operativa. Dal municipio di Cervignano è veramente tutto, col supporto tecnico della nostra Chiara Miscoria è tutto. Restituisco la linea allo studio, arrivederci. Manzano è capofila di un accordo di collaborazione con Informest insieme ai comuni di Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Premariacco e San Giovanni al Natisone per accedere alle fonti di finanziamento della programmazione comunitaria. L'intesa è stata siglata questa mattina proprio a Manzano. Mettere in rete i servizi è un'esigenza sempre più impellente dei comuni, anche del Friuli Venezia Giulia. A questo scopo c'è stato un incontro a Manzano, vediamo il comune di Manzano che è capofila di questa idea, di questo progetto, per mettere insieme appunto più comuni e mettere insieme i servizi. Intanto cominciamo col sindaco Piero Furlani, le necessità del comune di Manzano. Beh, le necessità del comune di Manzano sono di tutti i comuni. Noi abbiamo problemi di personale, abbiamo problemi di competenze, perché andando in pensione i capi ufficio che avevano una certa esperienza, ci troviamo con giovani veramente bravi ma però senza esperienza amministrativa, dunque c'è questa difficoltà e per questo noi abbiamo pensato appunto di mettersi in rete con altri comuni, perché i problemi sono comuni, in modo da avere più forza, avere più personale per poter andare
lavorare verso i bandi europei, ma anche verso i bandi nazionali, perché sono sempre più complicati e dunque è importante fare sinergia per riuscire a avere il meglio di questi bandi. Con noi c'è il presidente di Informest, Boris Di Just. Che cosa può garantire in questo momento ai comuni? Informest nasce proprio per dare appoggio agli enti pubblici e agli enti con capacità giuridica e quindi nasce con una legge del 1991, una legge dello Stato ed è un ente della Regione Friuli Venezia Giulia. Noi lavoriamo gratuitamente per tutti gli enti pubblici che si convenzionano al fine di attrarre fondi per lavorare come progettazione sulla programmazione europea 21-27 in questo momento, ma fondamentalmente nel 2022 sul PNRR, quindi su tutti gli obiettivi del PNRR. Il Comune ci chiederà, i comuni che Manzano abbiamo saputo fa da capofila con gli altri 4 comuni del distretto della Sedia più vicini, e ci indicheranno loro quelli che sono i loro obiettivi che vogliono raggiungere e noi con i nostri project manager che sono specializzati in questo svilupperemo la progettazione al fine di attrarre questi fondi per poter aiutare il territorio anche sotto l'aspetto economico. È stato inaugurato a Lignano un mosaico dedicato all'artista friulano Afro Basaldella, il frutto della 10ª edizione del Simposio del Mosaico organizzato dalla Scuola di Mosaico del Friuli di Spilimbergo assieme a Lignano Pineta. 2 grandi occhi che osservano, circondati da colori e da pietre sgargianti. È Afro Basaldella, o meglio il suo sguardo, il protagonista del mosaico svelato a Lignano Pineta all'ingresso del Bagno 6 e composto da 5 specializzandi della Scuola di Mosaico di Spilimbergo, frutto della 10ª edizione del Simposio di Mosaico. Francesco Maccuro, Eva Marinigi, Angelica Orlando, Noemi Roma e Laura Serravalli hanno voluto ricostruire attraverso il mosaico una foto in bianco e nero scattata ad Afro Basaldella negli anni 60. Gli altri occhi che compaiono nel mosaico sono quelli della modella Deborah Dixon, che era insieme all'artista friulano nel momento dello scatto. Grazie alla collaborazione in atto con la Scuola di Mosaico, ha commentato Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta, tutti gli ingressi alla spiaggia non sono più identificati solo da numero e bandiera, ma anche da un'immagine artistica che campeggia sul lato strada. Angelica Orlando, intervenendo a nome di tutta la squadra di specializzandi, accompagnati dal direttore e presidente della scuola Giampiero Brovedani e Stefano Lovison, ha riportato l'emozione provata dagli studenti al lavoro per una decina di giorni sul lungomare Kechler di Lignano Pineta, sotto gli occhi attenti e curiosi dei passanti. Ospiti al taglio del nastro la sindaca di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi, i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin, Mauro Di Bert, Alfonso Singh e Maddalena Spagnolo e del Veneto Fabiano Barbisan, rappresentanti delle forze dell'ordine e della Capitaneria di Porto. Una settimana di risate dal 7 al 13 luglio al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons con lo spettacolo Campa Cavallo. Protagonisti i Papu, a cui diamo la linea per raccontarci che cosa hanno in mente per il pubblico. Grazie, ce l'hai data? È arrivata? La linea. Ce l'ha data, mi sembra. Sì, ma guarda no. che non siamo in diretta. Ci avete sgamato. Vabbè, allora, ci avete sgamato. Allora, amici di Telefriuli. Ma anche gente che non ha mai visto Telefriuli, che esiste, però da questo momento, adesso che ci vede, in questo momento, insomma, scoprirà una TV con molte sorprese. Molte sorprese, tra cui questo nostro annuncio. Un annuncio che riguarda uno spettacolo che faremo dal 7 al 13 di luglio. Risposta esatta. Tutte le sere. A che ora? Alle 21. È esatta anche questa. C'è un parco. Un bellissimo parco. Adesso dobbiamo un po' indorare la pillola. Un giardino del Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons. Siamo in Friuli Venezia Giulia, in Italia, in Europa, nel mondo, nel pianeta mondo, a proporre in prima, come si dice? Assoluta, in prima assoluta, questo vero. spettacolo dal titolo Campa Cavallo. Il resto viene infatti, non lo diciamo il resto perché infatti, è uno spettacolo tranquillo, dove non bisogna sudare. No, anche perché di sti tempi. Si sta là
l'attesa si aspetta. L'attesa sarà uno degli elementi se c'è l'attesa fondamentali. Vabbè, basta non aspettare fino alle careghe greche. No. Calende. No, careghe. Se devi aspettare è meglio farlo da seduti. Questa dai. non la dicevamo dal secolo scorso. Ma va? È nello spettacolo quindi... dovremmo ripeterlo. Quindi vi aspettiamo tutte le sere a Cordenos con questo spettacolo. Di cosa parla? In maniera succinta. Deve essere sincero però, devi dire la verità. No, dire la verità. allora no, perché in contrapposizione alla verità c'è la falsità. Quindi noi giocheremo su questa cosa, staremo in equilibrio. Sulla lama di una spada, come diceva il povero Goran Kuzminak. Ci stiamo bruciando, venite a trovarci, il biglietto è irrisorio, è in proforma, ecco, venite, no, c'è trovate tutte le informazioni su www.ipapu.it. Ormai sul web si trova di tutto, si trovano di quelle cose, ma lo sapete che si trovano di quelle cose e anche noi, in mezzo anche noi. Il biglietto si trova facilmente su Viva Ticket, quindi insomma anche se venite da lontano potete arrivare con il biglietto. Anche se piove perché c'è teatro. Abbiamo il teatro, di così. Quindi a voi la linea. Ecco. Qualcuno si prende sta linea, insomma, non è che possiamo tenerla noi qua tutto per sempre. Il giorno. Riprendiamo la linea dallo studio e ci fermiamo qui, tra pochissimo le news della giornata dall'Italia e dal mondo. Arrivederci.